Allora, delibera numero 15, prestazioni sanitarie erogate a favore di cittadini residenti nella regione del Veneto, gestione e criticità delle prestazioni ambulatoriali in lista d'attesa di primo accesso e di presa in cura. Finanziamento per l'anno 2026, qui eroghiamo 12 milioni per prestazioni aggiuntive e acquisto di prestazioni sanitarie ovviamente per cittadini in lista d'attesa, andremo a ridurre ovviamente le liste d'attesa con 12 milioni, poi erogheremo in un secondo momento altri 32 milioni, 32-33 milioni che destineremo all'acquisto di materiale tecnologico per gli ambulatori del nostro territorio e quindi con un effetto diretto anche quello sulle liste d'attesa. Quindi favorevoli tutti, approvata. Noi mettiamo a disposizione in tutto 44 milioni, oggi eroghiamo la prima tranche di 12 milioni di euro che andranno appunto per la riduzione delle liste d'attesa, riguarderanno mediamente circa 100.000 prestazioni che oggi sono in lista d'attesa e che ovviamente grazie a questa delibera avranno uno sprint. Si tratterà quindi anche e soprattutto o principalmente di prestazioni aggiuntive che verranno erogate all'interno ovviamente delle nostre strutture ospedaliere. Come verranno distribuite? Verranno distribuite ovviamente sulla base degli indicatori delle liste d'attesa, cercheremo ovviamente di fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, si può sempre migliorare, è vero, i dati Agenas ci dicono che siamo ancora la prima regione per liste d'attesa, abbiamo anche migliorato alcuni indicatori, ma io credo sempre che si debba fare di più, perché la salute è un diritto fondamentale dei cittadini e tutto quello che noi possiamo destinare alla riduzione della lista d'attesa dobbiamo destinarlo. Ricordiamo che oltre a questi 12 milioni ce ne saranno altri 32 che invece sono destinati all'acquisto principalmente di tecnologia e quindi di strumentazione che potremmo destinare anche alle case di comunità e che ovviamente avranno un effetto diretto anche sulla riduzione delle liste d'attesa, perché ovviamente strumentazioni e investimenti in tecnologia aiutano a ridurre le liste d'attesa, aiutano a garantire anche una migliore performance delle realtà ambulatoriali. Oggi siete in trasferta in un territorio che ha anche tante richieste, avete anche un'agenda molto fitta di incontro. Sì, questa è la prima di diverse giunte itineranti che faremo, 2 circa all'anno. Ovviamente andremo in alcuni luoghi simbolo, alcuni territori. Oggi incontreremo, oltre che le realtà imprenditoriali, i viticoltori, gli apicoltori, ci sarà una visita all'ospedale dei Colli, ci sarà anche ovviamente insieme a tutto questo delle visite imprenditoriali in alcune realtà di questo territorio, incontreremo cittadini, associazioni, sindaci e è l'occasione per incontrare il territorio e credo che una giunta che al completo insieme ovviamente a tutti gli assessori riesce a confrontarsi con il territorio porti dei benefici importanti a questo territorio. Oggi i Colli Euganei rappresentano una realtà straordinaria che merita di essere valorizzata anche con un brand d'area molto forte. Avremo una delega specifica al marketing territoriale dei Colli Euganei che sarà destinata oggi all'assessore Giacinti e si occuperà esclusivamente ovviamente per quanto riguarda la promozione dei Colli Euganei dell'area termale. Il presidente del Parco Colli sarà Mauro dell'Università, ci sarà anche un vicepresidente che sarà Mattia Montemezzo e su questo ovviamente faremo un lavoro di squadra insieme a tutto il direttivo, insieme a tutta la comunità del parco, insieme a tutti i sindaci. Io rimarco l'importanza della collaborazione con gli amministratori locali e con i sindaci di questo territorio al di là dei colori politici perché i Colli Euganei meritano di avere la massima promozione. Oggi siamo qui per questo, poi saremo in altri territori. Mauro dell'Università, fresco di nomina, presidente del Parco dei Colli Euganei, un impegno importante per un territorio che vuole crescere, c'è anche una delega regionale appena avviata dalla Giunta Stefani. Quali sono i punti di partenza di questa nuova presidenza? La nuova presidenza guarda al territorio, sono estremamente lieto di poter celebrare una giunta regionale all'interno del cuore dei Colli Euganei, all'interno di una villa che ha ricevuto poco tempo fa una inaugurazione incredibile grazie al lavoro fatto dalla provincia di Padova, quindi il dialogo tra provincia, regione e comuni del territorio è il punto di partenza per riuscire a fare bene. Non è un presidente che fa la differenza, nel senso che usciamo da una gestione che ha messo le basi per fare molto bene. Chi mi ha preceduto, il presidente, la governance precedente, ha messo dei tasselli su cui bisogna continuare a lavorare. Sicuramente ci sono tanti problemi, io ricordo da quando leggevo del parco regionale dei Colli Euganei dall'89 in poi in qualche modo non ho
così una sensazione di avere in mente un periodo in cui c'è stato un episodio o un periodo in cui si è parlato in maniera eccelsa della gestione del parco. Quindi il parco è articolato perché ha tante anime, stiamo parlando di un territorio molto diffuso, molto articolato, dove l'agricoltura la deve fare da padrone. Noi abbiamo due criticità principali sostanzialmente che erano già evidenti a chi mi ha preceduto e su cui bisogna continuare a lavorare con maggior determinazione, che sono la fauna selvatica, quindi quello che è in particolare l'estensione numerica degli ungolati, quindi dei cinghiali in particolare, e poi il tema anche di riuscire a far tornare a dialogare gli uffici del parco in maniera un po' più continuativa, un po' più aperta per quanto riguarda anche gli aspetti tecnici. Questi sono i due temi principali su cui bisogna continuare a lavorare e si è iniziato a lavorare nel periodo precedente che si è concluso qualche mese fa. Il percorso va nella direzione di valorizzare gli aspetti turistici. Sono anche nella cabina di regia del MAB UNESCO, che quindi consente di poter mettere mano, accelerando anche qui un pochino i tempi, a quello che è il piano di gestione e poi il piano delle azioni del MAB UNESCO. Siamo collegati, dobbiamo rafforzare i collegamenti con le altre riserve venete, in particolare con in altri siti UNESCO, e poi guardare a livello internazionale, perché abbiamo avuto una rappresentanza molto ampia di giovani. Il presidente Stefani parla ai giovani e dobbiamo continuare anche noi come parco a guardare i giovani ad un elemento di educazione, di dialogo con la cittadinanza. Quello che ci manca, a mio avviso, è tornare ad ascoltare in maniera costruttiva la cittadinanza, perché è parte attiva. Senza la cittadinanza che riesca a comprendere quelle che sono le criticità che anche da un punto di vista amministrativo burocratico il parco si trova ad affrontare da un lato, ma anche senza avere il sostegno forte, per cui busseremo, diciamo così, alle porte della Regione in maniera insistente. La Regione ha già manifestato, già con questa presenza qui sul territorio, una grande attenzione. E avere un presidente padovano, avere una giunta che ha una buona rappresentanza padovana è parte integrante di sentire nel proprio DNA il valore che ha questo territorio splendido. Ecco, lei l'ha nominato, uno dei punti di criticità è forse capire che cos'è oggi l'Ente Parco dei Colli Euganei, perché è stato molte cose, ha avuto del personale, poi è stato tolto, è stato riformato. Oggi cos'è e su cosa potete contare come dotazioni economiche di personale e di effettiva gestione di questo parco? Il rafforzamento che va fatto è sull'aspetto tecnico, perché come sindaci ci siamo battuti in più occasioni per riuscire ad avere a favore anche degli uffici tecnici da un lato, ma dei tecnici che operano a favore della cittadinanza, delle imprese. Ci sono imprese che sento da mesi che tendono a guardare anche verso altre destinazioni, i Colli Iberici o altri territori che hanno meno, diciamo così, burocrazia. Il fatto di essere vincolati, così come anche le riserve di biosfera, deve essere un volano per guardare al nostro territorio come elemento di eccellenza. Quindi rafforzare la parte di struttura interna del parco su quel fronte e guardare a rafforzare anche gli aspetti, diciamo, di investimento su quello che è la parte di contenimento della fauna che crea comunque dei problemi all'agricoltura, agli imprenditori, ai cittadini. Io stesso quando mi alzo al mattino o di notte fanno parte, diciamo così, da qualche tempo a questa parte di quello che è il quotidiano nostro, per cui raggiungere anche le abitazioni è un tema anche che può arrivare a una pericolosità. Detto questo, abbiamo delle norme all'interno del quale lavorare, ci sono delle norme che vanno anche modificate, abbiamo un piano ambientale che è dell'89 che deve essere aggiornato e su questo già la precedente governance ha lavorato e dobbiamo entrare in quest'ottica. In termini di fondi, già la Regione ha fatto degli annunci e ha già messo in qualche modo a capitolo degli investimenti importanti ed è testimonianza di una grande attenzione. Credo, e l'abbiamo discusso anche mesi fa, poi non abbiamo potuto concretizzare, che il parco debba farsi anche carico di intercettare, facendo sinergia con altri parchi regionali, con altri partner,
fondi europei, perché abbiamo la possibilità di godere di Verona e Venezia, che sono due luoghi fulcro del turismo internazionale. Noi siamo in mezzo. Spesso dei turisti che intercetto stranieri gli chiedo perché scelgono magari Vo, scelgono il nostro territorio, il parco, come meta per passare qualche settimana. La risposta è che vedono a metà strada tra Verona e Venezia quest'area verde sulla carta geografica e individuano così spesso un luogo collegato alle terme, quindi il dialogo difficile deve proseguire in questa direzione tra terme e colli, insieme fanno sinergia, così come fanno sinergia le destinazioni turistiche. Ho partecipato qualche giorno fa all'Hotel Piroga ad un incontro presente l'assessore Lucas. Da questo punto di vista, riuscire a parlare con Fondazione per quanto riguarda la promozione del turismo a Padova, parlare della destinazione turistica Terme Colli e la destinazione di Padova è l'elemento su cui bisogna continuare a mettere a terra quello che ci stiamo dicendo. Senta, la manutenzione di questi colli è importante soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti, gli sconvolgimenti noi li tocchiamo con mano, con frane quotidiane. Da questo punto di vista l'ente parco può intervenire, ha bisogno di strumenti diversi? L'ente parco è intervenuto già mettendo a disposizione una parte del proprio avanzo a dicembre dell'anno scorso, grazie ad un'iniziativa promossa da Francesco Corso, sindaco di Baone, che era nel direttivo e che è stato riconfermato ieri, potendo dare a disposizione dei comuni dei contributi a fondo perduto per poter anche riorganizzare quelli che sono gli aspetti di dissesto idrogeologico. Bisogna andare in questa direzione. I fondi di avanzo del parco, che dovrebbero arrivare a zero perché vuol dire che sono spesi tutti ed è giusto spenderli tutti, devono essere restituiti in parte al territorio attraverso la sistemazione dei sentieri. Abbiamo una sentieristica purtroppo che necessita di una manutenzione periodica, sempre qui nell'intercettare qualche aspetto di qualche operatore turistico o di turista, guardando a regioni contigue che funzionano molto bene come il Friuli Venezia Giulia, in certi territori mi rappresentano come lì la sentieristica è estremamente ben conservata. Dobbiamo proseguire in questa direzione anche noi, e questo è un tema anche di investimento che il parco deve continuare a fare, il turista ma anche il cittadino, perché se io non riesco a far tornare a innamorare anche del parco e di quello che il parco ha come riserva di biosfera, come ente naturalistico, il territorio e la cittadinanza, non riesco a fare il mio mestiere. Da sindaco percepisco quanto io mi senta concittadino e non necessariamente o prioritariamente sindaco, lo stesso da rappresentante del parco mi sento uno che ha voglia di tornare a vivere e sentire la gente che vive e fa delle passeggiate all'interno dei nostri territori. Abbiamo da recuperare una storia incredibile dal punto di vista anche archeologico, dal punto di vista storico, e abbiamo una fauna e una flora incredibile. Abbiamo dei castagni storici da recuperare che i romani già coltivavano, e gli stimoli che arrivano e sono arrivati dal basso vanno selezionati e riusciti a mettere uno in fila dietro l'altro. Tasse di soggiorno, risorse nuove e poi un altro aspetto, i ciclisti e chi fa sport su queste colline, la convivenza. È una convivenza che deve maturare, come in tutti i territori. È inevitabile pensare che il cicloturismo sia una risorsa. Nel comune di Vo abbiamo fatto un mese e mezzo fa un convegno proprio sul cicloturismo e su quanto la messa in rete di servizi vitivinicoli, di accoglienza diffusa anche per il cicloturista è una risorsa. Non abbiamo nulla da creare, non abbiamo nulla da inventare, dobbiamo guardare a territori che hanno le nostre stesse caratteristiche, prendere esempio, ragionare, dialogare con la cittadinanza, con gli operatori, con le imprese, metterle seduto a un tavolo e ragionare. Quindi anche il cicloturismo, che talvolta il cicloturista può essere visto in un certo modo, in realtà io da ex ciclista padovano ho conosciuto il territorio di cui mi sono innamorato, perché venivo in bicicletta da Padova, arrivavo fino a Vo e me ne sono innamorato così, visitandola a una distanza ad una velocità molto terra a terra, diciamo lenta, con un turismo lento. Il Presidente ci ha anticipato, avrà la delega al Colle Euganei, che cosa ne farà, che cosa si aspetta?
La delega al marketing territoriale delle terme dei Colli Euganei dimostra l'attenzione che il Presidente Stefani e tutta la Giunta vuole dedicare a questo territorio così importante, il polo termale più grande d'Europa, bisogno assolutamente di un rilancio e questa cornice fantastica, naturalistica deve essere sempre più conosciuta e valorizzata nel mondo. Quindi ha già qualche azione in programma? Intanto bisognerà sentire tutti i protagonisti di questo territorio, dagli sindaci, gli enti locali, le organizzazioni di gestione della destinazione, la fondazione e tutti coloro che contribuiscono in questo territorio a renderlo così grande. Bisogna cercare di fare sistema tra tutte le realtà di questo meraviglioso territorio, creare un brand di questo territorio che sia conosciuto in tutto il mondo. E credo che sia fondamentale appunto l'identità di destinazione, promuovere l'identità di destinazione, promuovere uno storytelling per questo magnifico territorio per riuscire a farlo veramente conoscere e rendere ancora più attrattivo di quello che è. Due siti UNESCO, uno è il laghetto e l'altro è il MAB UNESCO, insomma di medaglie ne ha questo territorio. Per quello dicevo, ora è importante creare un brand che si faccia conoscere al di fuori, anche fuori del nostro paese, in tutta Europa e che lo caratterizzi sempre di più. Ecco, nuova delega e anche nuovo presidente, è stato nominato Mauro dell'Università, conosce bene questo territorio che ha anche tante criticità dal punto di vista ambientale, deve essere anche manutenuto e più è molto popoloso e soffre di burocrazia. Ecco, sicuramente le nomine nel Parco Colli devono essere indirizzate anche là a promuovere questo territorio e risolvere le tante criticità che ha indicato lei. Lo faremo in collaborazione con tutti gli altri assessori, con gli assessorati competenti, lo faremo in collaborazione soprattutto con il Parco Colli e con i sindaci di questo territorio, con la comunità del parco, con tutte le associazioni che danno vita alla comunità del parco e che lo rendono una perla così preziosa in questa nostra provincia. Il messaggio al Presidente è questo, priorità al marketing. Sì, questa è una delega specifica al marketing territoriale che vuole insieme a tutti i protagonisti di questa area geografica valorizzare il territorio. Assessore, siamo dentro un MAB UNESCO, siamo in una giunta straordinaria che viene fatta in un territorio straordinario, questa è la sua delega. Che cosa sta portando questo a questo territorio o in prospettiva? Perché pochi segnali si vedono, ma è importante esserci. Sicuramente sì, la presenza qui della Giunta regionale è un segnale importante, siamo in un ambito UNESCO, uno dei 4 siti MAB, quindi uomo e biosfera, importante, quindi è anche un'occasione per mutuare anche buone esperienze. Infatti oggi una rappresentanza di Valdobbiadene è qui proprio per presentare delle buone pratiche per il trasporto, quindi per la logistica, per la mobilità dolce e sostenibile in un sito MAB UNESCO. Ecco, questo hub della logistica dedicato al Prosecco, che cos'è, come lo state pensando? Allora, chiaramente ogni area è a sé, in questo caso parliamo delle colline di Valdobbiadene e di Conegliano, quindi ha una sua dinamica, una sua riconoscibilità diversa dai Colli Euganei, però è un sistema sostenibile per approvvigionare poi le cantine, i siti produttivi e quindi potrebbe anche essere replicato in via sperimentale anche su altri siti. I Colli Euganei hanno una propria caratteristica, io lo dico sempre, tutti i siti MAB, ma tutte le aree di rilevanza naturalistica, ambientale, produttiva e culturale del Veneto sono siti complementari, non in concorrenza, no? Quindi queste buone pratiche vengono mutuate e poi adattate magari al sito. I Colli Euganei peraltro hanno ospitato il Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, per cui sono sotto l'occhio di attenzione a livello mondiale, quindi non solo a livello veneto e nazionale, e per cui c'è un bel faro acceso sugli Euganei e oggi era giusto essere qui. A proposito di Parco Colli, da moltissimo tempo chiedono che ci sia un sistema di acquedotto e di irrigazione, di possibilità di irrigare quest'area che è anche un fiore all'occhiello per le sue produzioni.
Sì, oggi noi tra l'altro nomineremo il presidente del parco, andremo a costituire tutta la governance del territorio e sarà l'occasione anche per guardare con attenzione alla struttura tecnica per garantire ovviamente a questo territorio le risposte che merita, e noi vogliamo investire molto nei parchi regionali perché non sono solo, come qualcuno può immaginare, un aspetto di carattere naturalistico, ma hanno a che fare con il mondo del lavoro, hanno a che fare ovviamente con le sfide del mondo dell'agricoltura e così via. Noi dobbiamo dare risposte concrete e lo dobbiamo dare ovviamente con un organico capace di affrontare questa sfida. Ti preoccupa l'orso ad Asiago? No, noi ovviamente monitoriamo le situazioni come tante altre situazioni che accadono tutti i giorni e non dobbiamo ovviamente amministrare con la paura o la preoccupazione, ma tenendo conto delle esigenze che i territori hanno. A proposito di risposte, si è parlato molto di infrastrutture in questi giorni, del nodo di Padova soprattutto. Che sensazioni ci sono in termini di stazione, alta velocità e questa situazione che il sindaco ha detto preoccupa molto e sembra che per i prossimi 10 anni non se ne faccia nulla? Beh, allora, su questo tema sappiamo benissimo che perché si arrivi a Padova bisogna sbloccare Vicenza e siamo al lavoro e su questo tema prossimamente a breve ci saranno importanti novità per sbloccare il nodo di Vicenza con il Ministero e stiamo ovviamente lavorando in questa direzione. Solo dopo aver sbloccato il nodo di Vicenza si potrà procedere con Padova e quindi questa è, diciamo, la realtà delle cose e noi corriamo ovviamente per far sì che tutto questo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Quindi può escludere che ci vogliano 10 anni o no, non del tutto? Io voglio escluderlo perché noi dobbiamo sbloccare innanzitutto il nodo di Vicenza e lo vogliamo sbloccare nei prossimi tempi, e quando dico prossimi tempi intendo prossimi tempi, e poi procedere con l'attenzione sull'alta velocità successiva e quindi a Padova. Si è parlato tanto anche dell'ospedale di Padova e di questo nuovo progetto della Regione di un ridimensionamento però più funzionale. Allora, non c'è nessuna ipotesi di ridimensionamento, semplicemente abbiamo fatto le nostre valutazioni e chiediamo che il Sant'Antonio, l'ospedale di Sant'Antonio sia mantenuto così come il pronto soccorso del Sant'Antonio, e credo sia qualcosa di fondamentale per una città come Padova, che vede in questo presidio un punto di riferimento centrale per la città, in un periodo, in una situazione in cui i pronto soccorso sono oberati di accessi, è impensabile di chiudere un pronto soccorso storico come quello del Sant'Antonio e quindi nel progetto di Padova Est, che ricordiamo non prevede solo l'ospedale di Padova Est ma prevede anche il tema Giustinineo e il tema Sant'Antonio, dobbiamo considerare che Sant'Antonio rimanga e questo è un punto fermo che io ho espressamente chiesto. Quali sono quindi le prossime scadenze, le prossime mosse in visione di questo ospedale adesso? Ma le prossime mosse sono quelle che sono da progetto, quindi da programma, quindi non si avanza di un giorno in più rispetto a quanto è stabilito. Noi stiamo facendo ovviamente delle valutazioni per quanto riguarda la parte finanziaria, perché sapete che il tema concernente INAIL, l'accordo con INAIL prevede una locazione per 25 anni, alla fine della quale però non hai la proprietà dell'opera direttamente, e quindi stiamo facendo delle valutazioni perché lì dove saremo in grado di intercettare dei fondi di carattere nazionale o di recuperare fondi in altro modo, probabilmente ci conviene fare una scelta di investimento e magari avere la proprietà di quell'opera. Credo che questa sia una scelta che qualsiasi buon padre di famiglia farebbe anche per la propria famiglia, e credo che un presidente di regione debba esplorare assolutamente questa possibilità, anche alla luce insomma, del fatto che l'ospedale di Padova sarà un ospedale altamente tecnologico, un ospedale di terzo livello se andiamo a valutarlo secondo le classifiche, quindi di massimo livello secondo le classifiche attuali della prossima riforma, e quindi noi vogliamo esplorare assolutamente questa possibilità per far risparmiare i cittadini del Veneto, e credo sia doveroso che un Presidente di Regione faccia questa valutazione.